Sì, concluda. No, concludo, infatti mi complimento, grazie e ringrazio l'assessore Commisso che mi ha dato la risposta, ma è stato pronto e veloce e evidentemente metteva in imbarazzo rispondere capogruppo Zanoni. E visto e considerato che ha tirato di mezzo San Giorgio, si ricordi anche, magari do un suggerimento, assolutamente un suggerimento, non voglio. Siccome avevamo stanziato, e la maggioranza si ricorda benissimo, anche gli assessori, il progetto per quanto riguarda la piazza San Giorgio era stato finanziato, magari ecco, se vuole tenere presente anche questo, così va ultimata anche la piazza San Giorgio. Grazie. Grazie, sì, io come sono sempre chiamato in causa, volevo dire che forse è dimostrato con tutte queste domande cui sono state date delle risposte pertinenti. Se c'è qualcuno che è in imbarazzo questa sera qui, proprio lei del gruppo adesso, perché si rende conto che nonostante la sua assenza dalla responsabilità di assessore lui dice che cosa vengono fatte in maniera concreta, esauriente, forse anche meglio, quindi capisco il suo imbarazzo. Presidente, devo rispondere? sì, un secondo su. Non abbandoni l'aula capogruppo Zanoni, perché evidentemente si vergogna, perché le assenze sono le sue e non le mie, infatti lo dimostrano anche gli atti. Per fatto personale cito il capogruppo Zanoni perché è stato anche offensivo. Grazie. Grazie. Mettiamo in voti l'ordine del giorno numero 6. Voti favorevoli. Voti contrari? Astenuti? Bene. Passiamo ora al prossimo ordine del giorno, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi esercizio 2014, relazione assessore Milorio. Buonasera a tutti di nuovo. Visto l'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, ai sensi del quale almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno si deve provvedere ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, alla salvaguardia generale dell'equilibrio di bilancio, adottando tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio, quello dei dati di gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione per sconfiggere della gestione di competenza o quello della gestione dei residui e agli adempimenti necessari ai ricambi eventuali nel fuori bilancio. Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti, qualora necessari, è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del medesimo decreto, premesso che il decreto legislativo numero 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro organismi. Il decreto legge 102/2013 ha allungato di un anno il periodo di sperimentazione, spostando l'adeguamento obbligatorio al 2015 e dando la possibilità agli enti di presentare domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione con decorrenza al 1 gennaio 2014. Con la deliberazione di Giunta Comunale numero 218 del 26 novembre 2013, il Comune di Caore ha espresso la volontà di entrare in sperimentazione dal 1 gennaio 2014, che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 92.164 del 15 novembre 2013 ha inserito il Comune di Caore tra gli enti che partecipano alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile. Preso atto della delegata relazione da cui si rileva che l'attuazione dei programmi nel tendersi nel senso di missioni conformemente alla definizione recata dal nuovo ordinamento contabile deve ritenersi sostanzialmente rispettata e completabile entro il termine dell'esercizio, che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da ripianare essendosi chiuso con un saldo positivo dell'esercizio 2013. Dai dati della gestione finanziaria aggiornati al 28 agosto 2014 si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che in conto residui, che non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili per i quali è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del Presidente
dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del regolamento dei controlli interni, visto altresì il parere espresso dal segretario comunale generale, si propone al Consiglio Comunale la seguente delibera. 1. Di approvare in base alle risultanze contenute nella relazione costituente allegato numero 1 al presente atto i risultati della ricognizione sullo stato di adozione dei programmi o commissioni e la correlata bonifica sul perdurare degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2014. 2. Di dare altresì atto che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da ripianare, essendosi chiuso con un saldo positivo l'esercizio 2013, e dai dati della gestione finanziaria si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenze che nei conto residui. E 3. Che non risulta allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili per il quale è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Ci sono interventi? Vediamo i voti da delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo ora all'ottavo ordine del giorno, relazione all'assessore Minnoia. Prego, assessore. Prendo la parola. Al fine di agevolare l'attività di questo Consiglio Comunale per una migliore comprensione delle esigenze relative ad alcune variazioni al bilancio in oggetto, mi permetto di riassumere nei seguenti punti. Si parla ovviamente della variazione numero 4 al bilancio di previsione 2014-2016. Lo storno dei fondi nell'ambito del settore segreteria per complessivi 23.093,93 euro, in particolar modo destinati al pagamento delle franchigie assicurative. Lo storno dei fondi invece nell'ambito dei settori tecnico e urbanistica per complessivi 21.878 euro sono da destinare a conguaglio di spese condominiali e interventi manutentivi sui mezzi della protezione civile. Che lo storno dei fondi invece nell'ambito di spesa per il personale per complessivi 6.216 euro, cioè sono di 6.216 euro, che le maggiori spese nell'ambito del settore sociale per complessivi 40.200 euro sono finanziati per 30.600 euro tramite storno di fondi e per 9.600 euro tramite maggiori entrate. L'intervento maggiormente rilevante prevede la spesa di euro 20.000 per la sostituzione del veicolo destinato al trasporto sociale e invece che l'aggiornamento delle partite di giro con un incremento di 5.000 euro sia in entrata che in uscita ovviamente riguarda il settore finanze. Quindi questo premesso è preso atto appunto di quanto ho appena relazionato. Premetto che il decreto legislativo numero 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei sistemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro organismi. Il decreto legge numero 102/2013 allungato per l'anno al periodo di sperimentazione spostato dal regolamento obbligatorio al 2015 dando la possibilità agli enti di presentare domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione con decorrenza al 1 gennaio 2014. Con la delibera di giunta comunale del Comune di Cava espresso la volontà di entrare in sperimentazione dal 1 gennaio 2014. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 92.164 del 15 novembre 2013 ha inserito il Comune di Cava tra gli enti che partecipano alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile di cui è il decreto legislativo appena citato 118/2011. Richiamata la deliberazione consigliare numero 27 del 15 aprile 2014 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2013-2016, visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dall'organo di revisione economico-finanziaria, e attuato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore finanze, visto anche il parere espresso dal segretario generale, si propone al Consiglio Comunale la seguente delibera. 1. Di apportare al bilancio di previsione 2014-2016 le variazioni descritte in premessa come riassunte nel prospetto costituente l'allegato numero 1,
di dare atto che in conseguenza della presente variazione del bilancio devono ritenersi aggiornati i contenuti del documento unico di programmazione 2014-2016, di dare atto del rispetto delle norme di legge innanzi richiamate, di dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione è garantito il rispetto del principio di pareggio di bilancio aggiornato della somma di 35.567,15 centesimi al netto delle anticipazioni in tesoreria e delle partite di giro come da prospetto costituente l'allegato numero 2, di dare atto del permanere del tendenziale rispetto del patto di stabilità come da prospetto costituente l'allegato numero 3, di dare atto infine che costituiscono allegati alla presente deliberazione anche lo schema di variazione redatto ai soli fini conoscitivi ai sensi del decreto legislativo 267/2000, quindi l'allegato numero 4, e lo schema riassuntivo da inviare alla tesoreria che è l'allegato numero 5. Stante l'urgenza, la presente deliberazione potrà essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 184,4 del decreto legislativo 267/2000, con però con successiva separata votazione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Donò. Io, Presidente, io non so chi può darmi le risposte, però due sono di poca importanza e mi riferisco a 21.878 euro del settore tecnico e urbanistico da destinare a convogli di spese condominiali che ritengo che siano edifici o spazi cui noi concorriamo per affitti o acquisizioni per mettere qualcuno in domicilio. Però poi ce n'è un'altra per quello che riguarda l'ambito sociale, sono quei 9.600 euro o qualcosa, ma devo sapere se erano contributi che arrivavano dall'esterno o erano maggiori entrate provocate da erogazione da parte dei cittadini, ma l'aspetto più sostanziale di questa delibera è il perdurare, io l'avevo segnalato anche in commissione, di questi 20.000 euro per la sostituzione di un veicolo destinato al trasporto sociale. Per me era più corretto, è quello che intendo io, aver scritto veicolo destinato all'attività amministrativa dell'ufficio servizi sociali, perché non credo, a meno che mi date prova che questo mezzo viene destinato mi sembra che l'assessore in questo caso mi avesse anche quasi risposto, che questo non è un mezzo che viene utilizzato per un trasporto di servizi sociali, ma è adibito all'attività amministrativa dell'ufficio, quindi non è un servizio in più, ma è adibito all'attività amministrativa dell'ufficio servizi sociali. Allora, risponde l'assessore Gino, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, consigliere Tono, per quanto riguarda la prima domanda di 1.600 euro, sono rimborsi da parte dei familiari delle persone ricoverate nelle strutture convenzionate, di cui una parte viene pagata dal comune, la parte rimanente viene a carico dei familiari. Quindi abbiamo avuto questa entrata maggiore di 1.600 euro. Per quanto riguarda l'acquisto del bone, allora intanto non è un acquisto di un nuovo mezzo del patrimonio a disposizione, ma serve a sostituire il mezzo come vetusto che ha anche problemi meccanici e per il quale si teme che il motore sia venuto da un giorno all'altro e quindi abbiamo previsto questi 20.000 euro. L'acquisto comunque è subordinato al fatto che effettivamente il mezzo attualmente a disposizione presenta i problemi meccanici temuti e il patto di stabilità permette l'acquisto di questo mezzo e salvo verifica che non ci siano altri mezzi che stanno nel patrimonio del comune che possono sostituirlo. Se
verifica si andrà a acquisire un mezzo che possa essere idoneo anche ad essere attrezzato per il trasporto delle persone indigenti con problemi di deambulazione, magari nel caso si dovesse rendere necessario effettuare i servizi o l'utilizzo del mezzo al luogo di quella rivoluzione a Centropatini, per esempio. Grazie Assessore. Sono sufficienti le risposte. Ci sono altri interventi? Mettiamo i voti, quindi la delibera. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Mettiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo ora al prossimo ordine del giorno, approvazione dei progetti e schemi di convenzione ai sensi della delibera del Giunta regionale numero 1055/2014 relativa a criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi, iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. Relazione al Sindaco. Prego Sindaco. Vista la delibera del Giunta regionale numero 1055 del 24 giugno 2014, avente ad oggetto criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 6,7 bis della legge regionale del 2 giugno 1993 numero 16, iniziative per il decentramento amministrativo per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, considerata la consistente produzione normativa intervenuta in questi ultimi anni relativamente all'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni fondamentali, processo iniziato con il decreto legge 78 del 2010, successivamente proseguito con le seguenti norme: decreto legge 138 del 2011, convertito nella legge 148 del 2011, normativa che aveva previsto disposizioni particolarmente restrittive per i comuni più piccoli e fino a 1000 abitanti, proprio di rinviare l'esercizio sociale di tutte le funzioni amministrative e l'introduzione di una rappresentanza istituzionale estremamente ridotta rispetto all'attuale composizione politica dei consigli comunali della Regione Veneto. La legge regionale numero 18 del 27 aprile 2012 disciplina l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per la quale la Regione Veneto disciplina il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione della divisione territoriale omogenea con un processo di concertazione dei comuni interessati previsto all'articolo 8. Decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito in legge 7 agosto 2012 numero 135, spendere di la quale prevede la completa riorganizzazione delle province, trasferimento dei comuni di gran parte delle funzioni fino a facenti capo le stesse dell'articolo 17. La legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, norme in materia degli uni montani, la quale abrogava la precedente legge regionale 3 luglio 1992 del numero 19, norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane, ha riscritto le norme fondamentali per la trasformazione delle comunità montane in unioni montane. Le successive delibere regionali, in attuazione della citata legge regionale 18-2012 e legge regionale 40-2012, nonché la delibera giunta regionale 1417 del 6 agosto 2013, piano di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18-2012, la legge numero 56 del 7 aprile 2014, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, nota come legge del Rio, la quale interviene nuovamente sulla materia, modificando l'intero comparto delle autonomie locali e dando attuazione per la provincia di Venezia alla città metropolitana. Altre disposizioni normative dove si trovano completamente relative all'esercizio associato, quale legge di stabilità, in particolare la recente legge 146 del 2013, decreto 11 settembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 2013, in merito all'efficacia e all'economicità delle convenzioni, gli obblighi di legislazione appaltanti, soggetti aggregatori, decreto legge 66 del 2014, fino alle recenti ulteriori riduzioni di vincoli sulle spese personali che incentivano la gestione associata del decreto legge 90 del 2014. Considerato che il comma 7 bis dell'articolo 6 della legge regionale del 3 giugno 1993 numero 16, intitolata Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, di cui è inserita la legge regionale numero 11 del 2014, finanziaria regionale per l'anno 2014, prevede che la Regione Veneto, al fine di rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, può concedere contributi in armonia in attuazione di quanto previsto con la legge regionale 18 del 2012 in materia di riordino territoriale e gestioni associate. Tali contributi sono diretti a finanziare iniziative
Interessano l'area del Veneto orientale che siano promosse la conferenza permanente dei sindaci quale organismo competente in attività di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di riferimento. Considerato che da tempo le rappresentanze istituzionali delle amministrazioni comunali del Veneto orientale di Cavallino, Treporti e Quarto Altino stanno valutando la possibilità di addivenire a forme associate per l'esercizio di funzioni e servizi, vista la già citata delibera di giunta regionale numero 1055 del 2014, la quale prevede la possibilità di chiedere alla Regione del Veneto un contributo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti in materia di riordino territoriale e alla realizzazione di gestione sociale per l'esercizio delle funzioni e servizi comunali da parte dei comuni e dei corpi associativi volte a rafforzare la sede istituzionale del territorio. Preso atto che la citata delibera giunta regionale numero 1055 del 2014 individua quale destinazione dei contributi progetti che possono riguardare azioni dirette ad assicurare agli enti locali assistenza giuridico, tecnico, organizzativo per favorire processi di riorganizzazione dell'amministrazione comunale e quindi del riordino istituzionale. Lettera B. Promozione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari futuro del personale degli enti locali, studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali in funzione della legge regionale 18 del 2012. Lettera C. Iniziative connesse all'esercizio sociale di funzioni e servizi comunali connesse all'avvio o al potenziamento della forma associativa per vedere la data di 5 anni. Preso atto che la delibera di giunta regionale 1055 del 2014 ritiene potenzialmente interessati 20 comuni ubicati nell'area del Veneto orientale, non Veneto, Scala, Cece, Cinque Maggiore, Concordia Sanitaria, Clermo, Santa Ripiale, Lussate di Montiguaro, Guavaro, Ieto, Romeo, Fusio di Piave, Ramenta di Piave, Montiguaro Maggiore, Santa di Piave, Santa Terra di Tagliamento, Sant'Elio di Livenza, Tagliamento di Mosto, i quali potranno fare la richiesta il contributo mediante l'individuazione del comune in qualità di ente capofila deputato a gestire l'iniziativa e tenere i rapporti con l'amministrazione regionale. Preso atto che il contributo stanziato dalla delibera di giunta regionale numero 1055/2014 ammonta complessivamente a euro 100.000 e che sarà assegnato una misura del 90% delle spese preventivate ammesse in un singolo progetto e nei limiti del finanziamento massimo previsto. Preso atto altresì che la richiesta di finanziamento dovrà essere collegata ai seguenti documenti: documentazione comprovante l'approvazione della conferenza dei sindaci del Veneto orientale dei progetti presentati agli enti locali e loro contenuti, deliberazione consigliare dei comuni di approvazione dei progetti, gli obiettivi finali economico-finanziari, le spese preventivate, analiticamente indicate con indicazione di mezzi finanziari per la parte non coperta a contributo regionale, nonché della convenzione da cui risulti l'individuazione dell'etica capofila deputato a gestire l'iniziativa e tenere i rapporti con l'amministrazione regionale e contribuire alla gestione sociale. Deliberazione del competente organo delle unioni dei comuni e approvazione dei progetti relativi ai piani economico-finanziari e delle spese preventivate, analiticamente indicate con indicazione di mezzi finanziari per la parte non coperta al contributo regionale e contenuti del progetto, relazione esplicativa sui tempi e modalità di realizzazione. Preso atto che i contributi concessi saranno liquidati a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle spese sostenute sottoscritto al legale rappresentante dell'ente locale beneficiario della responsabile dei servizi finanziari, corredato dalla documentazione giustificativa di spese della scheda beneficiaria e dei termini indicati per un singolo progetto. Preso atto infine che la conferenza dei sindaci del Veneto orientale in data 23 luglio 2014 approvato i seguenti progetti da presentare per l'annualità 2014 sulla legge regionale 1693 ai sensi della delibera della giunta regionale 1055/2014. Progetto numero 1. Studio di fattibilità per un'unione dei comuni dell'area del San Montese, Basso Chiave, comune capofila, comune San Montese. Progetto numero 2. Studio di fattibilità per la promozione dell'unione dei comuni dell'area del Portogalese, comune capofila, comune di Portogruaro. Progetto numero 3. Corso di formazione e aggiornamento sui temi dell'ordine territoriale e della gestione sociale dei servizi e funzioni di 3 comuni, comune capofila e comune di Melo. Progetto numero 4, studio sul rapporto tra la conferenza dei sindaci, unione di comuni del Veneto orientale, società partecipate, città metropolitana di Venezia, comune capofila e comune di Sinano di Piave. Progetto numero 5, studio di fattibilità per la promozione di convenzioni per i comuni del Veneto orientale per lo svolgimento associato alle funzioni e servizi, comune da offrire con un rapporto provato, quanto permesso sia del Consiglio Comunale di deliberare, di approvare gli schemi di convenzione legati su A, B, C e D che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la presentazione da parte dei rispettivi comuni capofila dei progetti sopra richiamati, unitamente i progetti numero 2, 3, 4 e 5. Punto 2. Di approvare i progetti indicati del presente deliberato
allegati allo schema di informazione relativo, per cui comunica profila richiederà il contributo regionale collegato ai relativi piani economico-finanziari delle spese preventivate, identicamente dettagliate con indicazione dei mezzi finanziari per la parte del scoperto contributo regionale, nonché una relazione esplicativa sui tempi e modalità per la sua realizzazione. Punto 3. Individuare con una profila delle suddette convenzioni con i subpubblicati, nei quali andranno trasmesse le copie della presente dichiarazione per i provvedimenti di competenza, nonché i soggetti titolati ai rapporti economici con la Regione Veneto. Punto 4. Per quantificare la spesa, IVA esente, ai sensi dell'articolo 10 del PR 772, secondo specifiche e i fatti indicati nei piani economico-finanziari dei progetti come segue. Euro 272,73 progetto numero 2, euro 55,56 per progetto numero 3, euro 111,12 per progetto numero 4, euro 116,77 per progetto numero 5. Punto 5. Di autorizzare la sottoscrizione delle allegate convenzioni con le giunte delle modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie. Punto 6. Di demandare al segretario generale solo a seguito di approvazione dei progetti da parte della Regione Veneto l'impegno complessivo di spesa con euro 556,08 che troverà copertura nel capitolo di bilancio numero 360/1 derivante dal fatto affondato del cofinanziamento dei progetti da parte dei singoli comuni aventi da versare ai seguenti comuni consigli. Comune di euro, come inquadro la profila progetto numero 3, euro 55,56, Comune di Portuale, capofila progetto numero 2, euro 72,73, Comune di Portuale, capofila progetto 5, euro 116,7, e il Comune di San Mauro, capofila progetto numero 4, euro 111,12. Al fine di poter presentare domande di contributo di regione entro i ristretti termini del prossimo 30 settembre 2014, di rendere presente il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 834 del decreto legislativo 267 del 2000. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego consigliere Antelmo. Grazie Presidente. No, era solo una considerazione soprattutto. Il costo effettivo dell'amministrazione comunale è circa 500 euro, mi pare che. Oh, a me, io ho detto una questione di principio. Oggi il tema che della spending review e della città metropolitana, di cui questi argomenti vanno a trattare, vanno a fare questi studi di fattibilità, queste ennesimi studi di fattibilità come dei comuni, sembrano quasi anacronistici. C'è una considerazione che che spero possa essere condivisa dall'amministrazione comunale, e cioè il tema della città metropolitana, che è un tema che pochi cittadini conoscono ed è ormai quasi, ormai partita sostanzialmente. È un tema che non è stato posto ai cittadini come doveva essere posto, perché probabilmente se i cittadini della provincia di Venezia sapessero quello che andranno a vivere con questa nuova istituzione dell'area metropolitana, probabilmente avrebbero una risposta e una visione molto chiara di quello che è la futura istituzione. Per cui un sindaco che non è nemmeno deciso, un sindaco della città metropolitana che non avrà nemmeno deciso dai cittadini, consiglieri non eletti, che si tratta di decidere se è opportuno finanziare uno studio di fattibilità di una cosa che anche la Regione Veneto ha dichiarato in un certo senso, sta facendo lo studio della costituzionalità dell'atto della legge del Rio, perché poi anche la Regione Veneto dice questa visione della sfera locale è poco democratica, non ha, come dire, di per sé, non fonda le sue radici in una cultura della provincia di Venezia, perché l'area metropolitana introduce dei sistemi poco democratici. E noi vediamo, anche se sono 500 euro, dobbiamo fare uno studio di fattibilità, degli studi di fattibilità, promuoviamo una conoscenza di una cosa che forse a monte dovrebbe essere risolta. Io mi domando se i cittadini di Capri, per esempio, visto che siamo in questo consesso, se sanno che cosa sia la città metropolitana, che cosa andiamo incontro con la città metropolitana.
chi deciderà della città metropolitana? Dopodiché evidentemente è importante che noi si sappia in quale futuro si aspetta, e forse l'uso di attività potrebbe comunque indicarci, ma prima, questa cosa che arriva prima, è stata pensata, è stata aiutata, è stata solleticata, è stata favorita, è stata studiata, cioè il cittadino di Cava, se noi andassimo a fare un referendum, come si esprimerete rispetto alla città metropolitana? Ma il cittadino di Cava, come il cittadino di Torre di Mosco, come quello di Sastino, come quello di... come si esprimerebbe? A favore o contro? Ora è legittimo pensare che un ministro della Repubblica Italiana possa, insomma, è una legge nata e pensata tanti anni fa, ma ultimamente è entrata in vigore, diciamo. È legittimo pensare che un ministro possa in un certo modo determinare il futuro di un popolo senza che questi possano dire, alzare la mano e dire io non ci sto, a me non va bene, questa cosa è antidemocratica, non funziona, è legittimo. È legittimo che la Regione Veneto poi stanzi 190.000, 100.000, ma 190.000 euro per fare degli studi su un progetto che essa stessa sta denunciando alla Corte Costituzionale perché ritiene anticostituzionale, mi pare di aver capito. Cioè, sembra che sia un appitarsi delle problematiche che non hanno che non abbia un fondo di una sostanza ideale, ideologica, non c'è una visione, cioè lo dico con ormai, con sofferenza, perché cioè, in fondo siamo tutti dalla stessa parte. Qua ci toglieranno la possibilità di dire probabilmente diventeremo un quartiere ultimo della provincia di Venezia in cui l'Oce arriverà e dirà cavole, altro che i marciapiedi di Edoisi o lo stadio di Edoisi, cavole aspetta il suo turno dopo che avremo fatto e avremo pensato nei canali, le cose. Qui mi sembra che siamo tutti taciti, tutti zitti, non diciamo nulla. E secondo me questa è una cosa da portare al Consiglio Comunale e dire, secondo me, in maniera forte e decisa, che si è contro questa ipotesi di città metropolitana, contro questa ipotesi di imposizione ideologica pensata su alcune aree specifiche dove i sindaci erano di un'area culturale specifica. E secondo me c'è lo spazio per fare in questo modo una politica vera. Ecco perché rispetto alle convenzioni delegate ABCD che dicono che sono finalizzate all'organizzazione dei comuni, l'altro dice finalizzato alla sua fattibilità, all'implementazione del piano formativo sui temi della Costituzione, e l'altro addirittura della società partecipante della città metropolitana, cioè sono tutti temi che io, magari per carità, saranno pure utili da sapere, da conoscere, non lo metto in discussione, ma forse non valgono nemmeno 500 euro. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Tonò. Facciamo un giro. Sì, la questione della iniziative per il decentramento amministrativo per lo sviluppo economico e sociale delle aree orientali, ma diciamo a livello nazionale su iniziative che prevedano una organizzazione diversa del nostro ordinamento statale, ordinamento anche dell'amministrazione, del decentramento dell'attività associata tra i vari enti comunali è un argomento che sicuramente deve essere preso in considerazione. Devo dire che però, come molte anche queste cose, questa disciplina sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, naturalmente poi mettono in attività anche la Regione per stanziare dei fondi per dar atto a questo. Alle volte mi dà l'impressione che siano iniziative sterili che si finalizzano esclusivamente per dare risposta a delle presunzioni o delle volontà che poi non ricadono, poi non vanno a essere definite un po', che poi si cambiano le strategie, quindi poi tutti questi studi sostanzialmente si vanificano perché magari salta la gestione metropolitana, per
che salta qualche altro indirizzo. Io sinceramente ho ragione perché poi il debito pubblico aumenta, però io spero, perlomeno per quello che riguarda questa spesa di 100.000 euro, che poi dovrebbero essere 110.000 perché vengono stanziati il 90% delle spese che vengono risarciti la documentazione. Quindi spero che la conferenza dei sindaci abbia approvato questi progetti. Sicuramente c'è stata una necessità che riguarda specifici indirizzi che il decreto della Regione ha dato, di azioni dirette ad assicurare agli enti locali assistenza politico, tecnico, organizzativa, promozione di corsi di formazione e aggiornamento e naturalmente iniziative connesse all'esercizio associato di istruzione. Io mi chiedo anche al sindaco, la conferenza dei sindaci è chiamata naturalmente a dare vita e attività a questi progetti. Io spero e auspico che questi progetti poi, naturalmente qualcuno ha studiato, naturalmente i comuni capofila che sono quello che ci riguarda, Mezzo e San Lorenzo. Poi ci sia un effettivo controllo e gestione di questi studi che diano realmente delle risposte, perché è vero anche quello che dice il consigliere interno. Sulla città metropolitana probabilmente c'è da ragionare molto probabilmente anche le amministrazioni comunali dovranno confrontare su questo aspetto e sarebbe interessante che questi studi sviscerassero tutti i problemi inerenti per poi far decidere realmente in funzione a dati che ci sono acquisiti realmente dove vogliamo andare. Io credo che quello che riguarda il comune di Gavle ci sarà sicuramente qualcuno anche che non sia una delega ai comuni capofila di svolgere una certa attività di studio, quindi esclusivamente amministrativa e procurare delle spese che alla fine poi si fermino per procurare spese. Io spero producano anche delle attività e delle conoscenze sia per gli amministratori sia per i dirigenti ma soprattutto anche per i cittadini. E io auspico che queste convenzioni, queste attività diano dei risultati di conoscenza e di sviluppo per capire sinceramente in modo effettivo il valore dell'aspetto associato tra comuni e che non sia solamente la volontà di rispondere a dettami statali che dicono che dobbiamo economizzare, poi ognuno va per conto proprio. La mia preoccupazione è sostanzialmente questa, non siano sicuramente incremento della spesa pubblica, no, attività attiva di formazione reale e conoscitiva. Grazie consigliere Tolò. Prego, ci sono altri interventi? Prego sindaco. E più che di decentramento amministrativo mi sembra che il legislatore ormai abbia preso la strada dell'accentramento statale di tutte le proprie funzioni, spogliando gli enti locali di ogni ordine territoriale e abbandonandoli alla propria capacità impositiva per la sopravvivenza. Ma la legge che ha istituito la conferenza dei sindaci, la legge 1693, aveva creato un istituto che funzionava e all'epoca era anche finanziato con qualche miliardi di lire, non ricordo quanti bene, oggi è finanziato con poco niente. Per cui è un istituto che dovrebbe avere sviluppo, dovrebbe avere competenze
competenza dovrebbe avere risorse perché garantisce un po' la specificità del Veneto orientale in rapporto alla vicinanza con regioni che sono statuto speciali, dall'altro però non vengono messi in condizioni di lavorare. Ma venendo agli studi di fattibilità, diciamo che la criticità degli studi di fattibilità è nel momento in cui poi non trovano una risposta concreta, nel senso che vengono fatti e magari vengono messi in cassetto, e quindi quella che è la fisiologia dello studio diventa patologia senza nessuna utilità, questo è vero. E in questo caso la conferenza sindaci ha preso la palla al balzo per il vero della regione, la stessa regione Veneto, che mette risorse a favore di uno studio su come coordinare degli istituti che il legislatore ha creato nel tempo per far stare sempre tutto il problema di competenze, e poi la stessa regione Veneto che magari va a criticare la funzionalità di uno di questi istituti che però non ha creato la regione Veneto, perché la città metropolitana è norma dello Stato, insomma questo contributo è legge della regione Veneto. La regione ha preso atto proprio di questo istituto che magari vuole censurare sotto il profilo della legittimità costituzionale in altra sede, ma da questa parte comunque prende atto che abbiamo comuni, membri di comuni, abbiamo conferenze, abbiamo città metropolitana, tutta una serie di istituti di nuovo conio che il legislatore anche un po' raggruppati molto sporadici mettere in modo giuridico senza talvolta pensare bene a cosa ha fatto, e quindi devono comunque coordinare le competenze. La partecipazione domenicale è abbastanza rilevante, per cui vediamo se portano un risultato. Io personalmente sono scettico per almeno un passaggio, che è quello proprio relativo ai servizi associati dai comuni, perché non tutti i servizi potranno effettivamente dare una risposta concreta all'associazione. È proprio il sa che alcuni servizi non stanno mai associarsi, però la filosofia non è sbagliata, nel senso che se l'associazione dei servizi, tra cui soprattutto quelli di piccole dimensioni che possono associarsi a uno di grandi dimensioni che è strutturato, può portare effettivamente a una concreta revisione della spesa e una maggiore funzionalità, ma non tutti sicuramente saranno così. Grazie Sindaco. Brevissimo consigliere. No, su una questione non concordo lei Sindaco, cioè quando lei dice d'altronde la parte che compete al comune di Caule per ben poca cosa sono 500 euro. No, diciamo che poi ai cittadini lo Stato chiede 100.000 euro, oppure la Regione ci sono 100.000 euro in gioco, comunque vengono nel complesso. Quindi capisco che i 560 euro valgono la pena di essere spesi. L'importante è che questi 100.000 euro e oltre che spendiamo diano quei frutti che noi vediamo. Per quello chiedo a questa amministrazione un'attenzione e di un affiancamento che il comune già profila sul svolgimento di queste cose, perché l'importante è che non deleghiamo perché ci sono questi 100.000 euro. L'importante è che perlomeno qualcosa venga fuori, almeno dal punto di vista conoscitivo, preparazione e di affiancamento da parte della nostra amministrazione a questo. Anche lo stesso controllo sicuramente può dare dei punti positivi. Grazie consigliere. Prego Capogruppo. Solo una domanda, perché sentivo il sindaco che parlava di condivisione di servizi e quant'altro, che secondo me forse se porta risparmio anche giusto farlo. Ma c'è già un'idea su quello che potrebbe essere, sindaco? Non so se può entrare nella stessa considerazione, ad esempio quando abbiamo condiviso anche il fatto dei dipendenti, tipo la polizia municipale e quant'altro, se andiamo in quest'ottica, quindi dei servizi, perché anche in conferenza capigruppo si parlava del civile, polizia municipale, gli stessi dirigenti. Era la domanda per capire, perché se è funzionale a questo credo che la scelta sia positiva, soprattutto perché alla fine potremmo avere anche un risparmio delle spese della cassa comunale. Grazie. Prego Sindaco. Sì, l'esempio della polizia locale è uno di quelli, perché noi con il Sestino l'abbiamo attivato un anno e mezzo, 2 anni fa, e gli altri comuni non hanno ancora
iniziato questo percorso, adesso sta iniziando un po' anche tra gli altri comuni e quindi si vedrà dove si riuscirà ad arrivare. Certamente quello della protezione civile è nato non della riforma ma dell'unione dei servizi, ma una forma di protocollo di intesa con il fondamentale capo particolare come coordinamento. Si parla anche dell'ufficio ragioneria, si parla anche della gestione personale come ipotesi di lavoro, ma è chiaro che serve coordinare con lo studio también. Grazie Sindaco. Mettiamo i voti la delibera numero 9. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Mettiamo i voti in immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Passiamo ora al prossimo ordine del giorno, numero 10, accordo di programma tra l'azienda OSL 10 Veneto Orientale e i comuni del Veneto Orientale, la gestione di progetti educativi di animazione, di promozione e prevenzione a favore dei minori e dei giovani, triennio 2015-2017, in relazione all'assessore Giro. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Penso che l'ASL numero 10 dal 93 collabora con il Comune di Arcrea all'attuazione del progetto di intervento intorno alla prevenzione del disagio giovanile e alle diverse forme di tossicodipendenza. Nel 1997 l'accordo di programma è stato aggiornato e integrato con un documento approvato dai comuni aderenti: Santa di Piave, Arcrea, Jesolo, Museo di Piave, Sant'Antonio di Piave. E tale aggiornamento ha assicurato la continuazione delle attività previste dai progetti per i periodi dal giugno 97 a maggio 98, giugno 98, maggio 99. Dal 99 al 2009 tale accordo di programma è stato più volte aggiornato ed integrato. Il piano di zona 2011-2015, approvato dalla conferenza dei sindaci l'1-12-2010, recepito in pari data dal direttore generale con deliberazione numero 406, evidenziato tra le priorità per il nostro territorio in modo trasversale all'area famiglia, infanzia, adolescenza, giovani e minori in condizioni di disagio e dell'area dipendenze, la necessità di dare continuità alle diverse attività di prevenzione a favore dei minori e dei giovani che negli anni sono state avviate e consolidate grazie a finanziamenti sia comunali sia regionali, auspicando che anche in caso di mancati e ridotti finanziamenti regionali le attività avviate non venissero interrotte con grave danno al prezioso lavoro di rete che ha interessato tutto il territorio e ha contribuito a rendere diversi interventi più coordinati e omogenei, salvaguardando le specificità locali e le diverse caratteristiche dei servizi coinvolti, determinando un salto di qualità anche sotto il profilo tecnico della gestione delle progettualità. Verificata la disponibilità dell'ASL numero 10 ad istituire anche presso il Comune di Caorle del servizio prevedendo di garantire i finanziamenti descritti nella tabella legata allegato A, relativi al costo del personale, di materiali per la realizzazione degli interventi richiesti e alla relativa quota per l'attività di coordinamento. Gli impegni finanziari sotto descritti subiranno annualmente incrementi a decorrere dal secondo anno di validità dell'accordo sulla base dell'indice di inflazione ISTAT poi registrato al mese di dicembre dell'anno precedente. Atteso che, visto che i finanziamenti previsti nei impegni triennali rispondono solo in parte ai bisogni individuati nel piano di gestione dei servizi sociali 2011-2015, Comune di Caorle, Comune di Amone Veneto, Ceggia, Arcrea, Possato di Piave, Neuro, Musile